Prego. Grazie Presidente. In politica e nella vita pubblica, quando si prendono delle posizioni e si compiono degli atti, bisogna poi essere conseguenti e coerenti con le cose che si dice e che si fa. E vede Presidente, questo è un governo che, come hanno ricordato i miei colleghi, è nato proprio rivendicando la centralità del Parlamento e parlamentarizzando una crisi, sostenendo che le crisi di governo e le crisi di maggioranza non si possono consumare sui mezzi di informazione o sui social, ma si devono consumare nel luogo deputato a rappresentare la volontà popolare, cioè il Parlamento. E vede, ancora ieri il leader di Italia Viva, annunciando le dimissioni delle sue ministre dal governo Conte, ha ribadito questi concetti con forza. Come critica verso l'attuale governo, ha detto che il recovery plan non si può studiare sui social, ha detto che i DPCM non si possono annunciare in televisione, ha insomma in qualche modo richiamato una centralità delle istituzioni. Bene, noi però muoviamo questa critica e facciamo questa osservazione allo stesso Matteo Renzi e alla stessa Italia Viva. Allora, se Italia Viva e Matteo Renzi vogliono la parlamentarizzazione della crisi, è assurdo che oggi noi qui siamo a parlare di decreto Natale. Oggi noi dovremmo essere qui col Presidente del Consiglio e dovremmo essere qui con i protagonisti di questa crisi che spiegassero a noi e al Paese che cosa sta succedendo. E quindi riteniamo evidentemente, noi come tutti i colleghi del centrodestra, che non si possa far finta che non sia successo niente, anche perché se formalmente possiamo disquisire se ci sia una crisi o no, dato che il Presidente del Consiglio ancora non si è andato a dimettere e ci chiediamo come mai il Presidente del Consiglio sia salito al Quirinale prima e non dopo le dimissioni delle ministre, ma su questo farà chiarezza. Riteniamo che non sia possibile fingere che nulla sia accaduto e aspettare che Conte in qualche modo faccia una strategia o vada a raccattare in giro per il Senato qualche presunto responsabile. Ricordiamo che all'inizio di questa legislatura il Presidente Mattarella non ha dato l'incarico al centrodestra, che era la coalizione che aveva vinto le elezioni anche senza avere i numeri in Parlamento, perché riteneva che non si potesse mettere in piedi una maggioranza raccogliticcia e senza dei gruppi parlamentari ben definiti. Bene Presidente, se questo valeva per Salvini e per il centrodestra, deve valere anche per Conte e per il centrosinistra. E quindi, se questo governo ha intenzione di andare avanti, noi e l'Italia abbiamo diritto di sapere quali sono i gruppi parlamentari che appoggiano questa maggioranza, quale legittimazione hanno i ministri che hanno scritto i documenti, gli atti, i decreti, le leggi che noi dovremmo votare e soprattutto chi avrà l'onere di portare avanti gli interessi del Paese in una fase drammatica, la più drammatica dopo il dopoguerra. Non possiamo scherzare in questo momento, riportiamo la centralità del Parlamento, vogliamo che Conte venga qui, diversamente non siamo disponibili ad andare avanti con i lavori.